Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con l'incidente che si è verificato e di cui vi rendiamo conto. Perde il controllo dell'auto e termina nel dirupo. Un volo di 100 metri fatale per Franco Jereb, storica guida alpina del CAI di Pordenone. Il dramma si è verificato ieri pomeriggio in Alta Valdogna, ma l'auto è stata avvistata solamente stamattina dopo la denuncia dei familiari che non hanno visto rientrare a casa l'uomo. Vediamo. Volo di un centinaio di metri in un dirupo a Pian dei Spadovai in Alta Valdogna. Un incidente stradale che non ha lasciato scampo a Franco Jereb, 71 anni, nato a Gorizia ma residente a Pordenone. Coordinatore dell'attività escursionistica della sezione locale del club alpino, faceva parte anche del direttivo regionale del sodalizio e curava i rapporti con le sezioni della destra tagliamento. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri lungo la strada comunale della Valdogna, in un tratto in discesa verso il centro del paese, ma soltanto stamattina l'auto in fondo al dirupo è stata avvistata da una pattuglia dei carabinieri di Chiusaforte. A denunciare la scomparsa del padre non rientrato a casa erano stati i familiari. Questa mattina alle 6:30 sono iniziate le operazioni di recupero del mezzo. Hanno preso parte il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Selanevea, i vigili del fuoco e i tecnici soccorritori di Cave del Predi, l'Emo Giudinese, attivato inoltre l'elisoccorso regionale. Per Franco Jereb però non c'era più nulla da fare, è morto a causa dei gravissimi traumi riportati. All'interno della Panda non c'erano altre persone. Dell'incidente mortale è stato immediatamente avvisato il pubblico ministero di turno. Commosso il ricordo del presidente del CAI di Pordenone, Lorenzo Marcon. In qualità di membro del gruppo regionale era stato invitato al 25ennale di fondazione della commissione di alpinismo della Vaniglia di San Donà, che lì in Valdogna ha una bellissima struttura. Era una persona straordinaria, e non tanto perché si vogliano dare dei termini assoluti, ma era un punto di riferimento, se non il punto di riferimento della nostra sezione. Una persona generosa e sempre presente, generosa del suo tempo, sia quando lavorava sia ormai passata la pensione, e sarà una mancanza forte per la nostra sezione. Rimaniamo sul territorio perché il traffico ferroviario ed autostradale sono tornati alla normalità dopo l'ultima emergenza incendi in regione. Sabato le fiamme hanno fatto nuovamente paura nel Carso a Duino. Oggi la situazione è tornata alla normalità, come ci spiega il collega Andrea Pierini. Siamo nel cuore di dove le fiamme hanno divampato sabato scorso. Qua alle mie spalle potete vedere il costone carsico, lassù c'è la linea ferroviaria, là sotto passa l'autostrada ed è stato un sabato veramente molto difficile per i residenti del comune di Aurisina. Intorno alle 12:30, 12:15 è scoppiato un incendio nella zona del distributore di Duino, un distributore dell'Iser come viene chiamato da queste parti. Le fiamme hanno iniziato a divampare e da là in poi è stata una giornata di passione, fino a quando anche oltre al grande impegno dei vigili del fuoco anche le piogge hanno contribuito a spegnere le fiamme. È un lunedì di normalità, passano i mezzi della protezione civile, passano i mezzi dei vigili del fuoco per completare le ultime bonifiche. Oggi ovviamente la situazione è normale, in autostrada il traffico è regolare, questa mattina è ripreso anche il traffico ferroviario, sospeso 2 giorni per consentire ai tecnici di fare le opportune valutazioni sulla linea, e oggi è veramente un lunedì di tranquillità. Resta da capire però come intervenire per evitare che simili fenomeni si ripropongano, visto che praticamente nelle ultime 3 settimane gli incendi hanno devastato tutta questa zona del Carso. Voltiamo adesso pagina. Non è ancora stato trovato un posto in una REMS per Alejandro Augusto Stefan Meran, l'uomo accusato di aver ucciso i 2 agenti di polizia, Matteo Domenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in questura a Trieste il 4 ottobre 2019. A circa 3 mesi dalla sentenza con cui la Corte d'Assise di Trieste lo ha ritenuto non imputabile e quindi assolto con applicazione di una misura di sicurezza detentiva del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per la durata minima di 30 anni, l'uomo è ancora detenuto nel carcere di Verona. Una detenzione illegittima, la bolla al procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, che tuttavia si è assunto la responsabilità di scrivere al penitenziario chiedendo che la scarcerazione avvenga solo in concomitanza con il trasferimento di Meran in una REMS. Sebbene la sentenza non l'abbia espressamente previsto, considerata la pericolosità sociale del soggetto, spiega De Nicolo, è necessaria la contemporaneità tra l'uscita dal carcere e l'ingresso in REMS.
REMS, una delle strutture che, in base alla legge 81 del 2014, hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Per risolvere la situazione di stallo, il procuratore ha interessato della questione anche il Ministero, chiedendo che, vista l'eccezionale pericolosità del soggetto, venga trovato un posto in una struttura dotata di adeguate misure contenitive. La struttura potrebbe dunque trovarsi anche fuori regione. Il compendio dell'ex caserma Duodo di Udine sarà recuperato ed accoglierà aule e alloggi per l'Istituto Uccellis. Il progetto vale 11 milioni e il percorso è ancora molto lungo. Oggi Comune e ente di decentramento regionale hanno siglato l'accordo che apre la strada al recupero. La strada è ancora lunga e per larga parte da tracciare, ma un primo passo è stato fatto con la firma dell'accordo tra Comune di Udine e ente di decentramento regionale. L'ex caserma Duodo diventerà polo scolastico e convittuale, con aule e alloggi a disposizione in particolare dell'Uccellis. La prima ipotesi progettuale prevede un investimento di 11 milioni di euro. La Regione ci sta e, secondo l'assessore alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, la questione economica non è un ostacolo insormontabile. A siglare il protocollo sono stati il commissario dell'EDR Augusto Viola e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Firmiamo questo accordo che consente all'EDR di entrare nel compendio immobiliare conosciuto come Caserma Duodo per studiare intanto l'immobile, per indagarlo, per capire che lavori bisogna fare. Qual è l'obiettivo? Quello di realizzare un polo scolastico superiore e anche un polo convittuale. C'è carenza di spazi, tutti gli istituti soffrono, in questo caso protagonista del recupero sarà l'Uccellis, che è un istituto molto importante, proiettato anche a livello internazionale, perché ci sono ragazzi che vengono dall'Austria e dalla Slovenia qui a Udine a studiare proprio presso questo istituto. Un intervento per il recupero di questo immobile che da anni ormai abbandonato è una cosa molto molto positiva. Questa è un'idea secondo me straordinaria, perché riesce da un lato a ristrutturare un edificio esistente, quindi non si consumano suoli, ma dall'altro soprattutto da nuovi spazi a scuole che in effetti sono sacrificate, per cui più obiettivi raggiunti. Ovviamente la strada non è né semplice né banale, bisogna trovare i finanziamenti, ma soprattutto penso che la Regione sia disposta a fare la propria parte. Ci occupiamo adesso di cultura perché è online da oggi il programma della 23esima edizione di Pordenone Legge, che prenderà via il 14 settembre. Ci saranno oltre 50 anteprime nazionali ed alcuni esordi letterari, come quello del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Sarà la 23esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 14 al 18 settembre, ad ospitare in anteprima la presentazione del nuovo romanzo del premio Pulitzer Letteratura 2022 Joshua Kahn, I Netanyahu, in uscita il 7 settembre per Codice Edizioni, ed è atteso per la prima volta in Italia il premio Pulitzer Poesia 2020 Brown, con l'anteprima nazionale di The Tradition, la raccolta che lo ha consacrato, in uscita in Italia per Donzelli il prossimo settembre. È stato svelato oggi online il programma della 23esima edizione di Pordenone Legge. Ci saranno oltre 50 anteprime nazionali ed una straordinaria presenza di autori stranieri, tra i quali Thomas Gunzich, Jeffrey Deaver, Jason Mott. Tanti anche gli autori italiani, tra questi Antonio Oscurati, che verrà a completare la trilogia di M con Gli ultimi giorni dell'Europa. Aldo Cazzullo rifletterà su Mussolini il capobanda, Claudio Cerasa su Le catene della destra. Mauro Corona racconterà che cosa significa arrampicare, mentre Francesca Mannocchi leverà lo sguardo oltre il confine. Carlo Lucarelli dipanerà la trama di Nero come l'anima. Come annunciato, tra gli autori presenti a Pordenone Legge anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che si racconterà con Una storia semplice, la Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia.
Altro esordio letterario, quello dell'attore Lino Guanciale, con una storia visionaria, Inchiostro. Infine ci sarà attesissima l'anteprima del nuovo dizionario Treccani della lingua italiana, diretto da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Novità rivoluzionarie per contrastare, anche attraverso la lingua, le discriminazioni di genere. E poi tanti neologismi, da lockdown a smart working. Spettacoli. Dopo l'anteprima in musica con il concerto Preludio si è ufficialmente aperta a Villa Caccia di Lestizza l'edizione 2022 della rassegna Avostanis. Per Avostanis, rassegna di appuntamenti su arte e cultura in programma sino al 28 ottobre, a cura dell'Associazione Culturale Colonos, dopo Preludi, l'anteprima del 9 luglio con il concerto di giovani musicisti nostrani, mirato al coinvolgimento della meglio gioventù del territorio, in un'atmosfera di buona musica come occasione di incontro sociale e conviviale. Con un repertorio di ampio spazio ai testi in lingua friulana, la centenaria Corte Agricola ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza ha ospitato l'apertura ufficiale di Avostanis 2022 con Io non sai, io non so, progetto site specifico di Maria Elisabetta Novello. È la 31esima edizione che Federico Rossi, storico direttore artistico nonché presidente dell'associazione Colonos, ha intitolato Un paese non me, un paese non mio, con dedica alla figura, opera e pensiero di Pierpaolo Pasolini. È un titolo tratto da un suo verso Fontana di Aga di Un paese non me del 1975 che si diversifica dall'originario Fontana di Aga dal Me País del 1941 e, come spiega Federico Rossi, è proprio in questo contesto pasoliniano che Avostanis 2022 troverà centralità un doppio progetto centrato sul romanzo Il sogno di una cosa e quello citato Io non sai di Maria Elisabetta Novello, curato da Angelo Bertani, parte dall'ultima intervista che Pasolini rilasciò il 1 novembre 1975. Tu sai benissimo che i tuoi interventi e il tuo linguaggio hanno un po' l'effetto del sole che attraversa la polvere. È un'immagine bella, ma si può anche vedere o capire poco, e l'intento dell'autrice del progetto è di mettere in luce ed attivare capacità interpretative e critiche sulla figura del poeta, sul quale tanto, troppo è stato detto. E in chiusura allo sport vediamo la situazione in casa bianconera nella settimana che porterà alla prima di campionato contro il Milan. Inizia oggi la settimana che porta all'esordio in campionato. Dopo le ultime indicazioni date dalla gara di Coppa Italia contro la Feralpi Salò, mister Sottil si concentra sulle migliorie da poter attuare in vista della difficile trasferta di sabato a San Siro in casa dei campioni d'Italia. I problemi più evidenti si sono registrati in difesa, dove però è previsto il rientro di Becao, autentica colonna, con relativo impiego di Perez in mezzo al posto di un non convincente Bijol, dove nell'ultima uscita non è dispiaciuto Masina. Il mercato non dovrebbe portare ulteriori novità nel reparto arretrato, anche se il mercato continua a tirare in ballo Rodrigo Becao. Per ora il Fenerbahce si è tirato indietro davanti ai 10 milioni chiesti dai Pozzo, ma restano sempre sullo sfondo il Torino e i club inglesi. La mediana a Milano ritroverà Wallace, atteso al rientro dal Brasile dopo la nascita ieri dei due gemellini. Una presenza importante la sua nel reparto che gode di maggiore qualità. In fascia sarà preziosa anche la disponibilità di Udoge, in queste ore concentrato però sulla firma per il Tottenham. Davanti Beto, annunciato il rientro da mister Sottil, partirà però dalla panchina. Toccherà ancora alla coppia Deulofeu Success cercare di trovare la via del gol con Nestorovski che, ancora una volta, attende la sua occasione dalla panchina. Per ora è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio agli approfondimenti di A voi la linea. A tra poco.